Yeah. Benvenuto in questa nuova puntata del podcast La Rosa dei Veneti, per cui sono contento di conoscere per la prima volta, ma arrivato all'ultimo minuto, Thomas Esatto. Ambrosi, che abbiamo circa 60 minuti di tempo, come solito il nostro format, ma solo per presentarti ci si vorrebbe di più. Ho visto un curriculum lunghissimo, quindi presentati. Più imprenditore, cioè quindi figlio di imprenditori, Sì. e anche hai creato anche altre nuove realtà. Siccome sono tante, ti chiedo aiuto, descrivile tu. Beh, mi aiuterai, dai. Ti aiuterò, assolutamente. Mi aiuterai. Sì, sono arrivato l'ultimo, poi il navigatore mi ha portato fuori strada e quindi non abbiamo Ma è neanche più bello. Io ho visto che ogni volta che l'ospite mi arriva all'ultimo viene fuori un'energia diversa. Sarà perché c'è ancora il fiatone. Sì, è anche il mio spirito quello di essere, cioè, il mio amico Giuseppe Pasciuti mi dice sempre che quando prepariamo le cose poi io non le faccio mai come sono preparate, quindi viene naturale. Mi chiamo Thomas Ambrosi, come hai detto, e sono, diciamo, un imprenditore, mi dicono ogni tanto anomalo, per il fatto che ho in questo momento diverse attività in cui sono molto ingaggiato. Comunque vengo, come dicevi, da una famiglia di imprenditori che prima però erano degli operai che lavoravano in aziende importanti del Veronese e che hanno fatto la gavetta lì. Mio papà a un certo punto ha scelto forzatamente, perché la nonna ha voluto il posto fisso nelle ferrovie dello Stato. Il posto fisso. Il posto fisso, eccetera. Poi mio papà aveva l'indole che ho io, di fatto un po' più vulcanica, e alla fine è riuscito, pur essendo nelle ferrovie, a lavorare nelle officine meccaniche delle ferrovie, okay. no? E quindi poi ha creato una piccola aziendina. Io dico sempre, no, raccontano di Jobs, di altri che sono nati nel garage. Mio papà è nato nella taverna di casa con come un tornio, come tantissimi noi qui nel Veneto, quindi i veneti, no? Esatto. E quindi da allora mi sono appassionato alla meccanica, e da quando ho di fatto 12 anni bazzico nel mondo della meccanica. Io a 12 anni andavo con mio papà dai salesiani, dai salesiani, a imparare, che avevano i torni, queste cose, a fare i primi corsi serali. Lui, piuttosto che lasciarmi a casa con mia sorella a litigare e far diventare matta mia mamma, mi portava con sé, e lì ho cominciato a giocare un po' con i numeri, e di fatto sono diventato un piccolo nerd sulla parte meccanica, che poi adesso lì c'è tanta elettronica, ma subito dopo sono entrato nel mondo dell'informatica, perché era il periodo in cui la Microsoft aveva lanciato il sistema operativo DOS, in cui c'era gli Apple, iniziavano gli Apple, e comunque c'erano i famosi IBM compatibili, non so se ricordi, no? Che era il periodo, siamo coetanei, mi sa, quindi conosciamo queste cose, e quindi ho iniziato addirittura a spostarmi più sulla parte informatica, pur essendo nativo meccanico. Sulla parte meccanica. E questa è stata di fatto l'imprending. Ma lì era perché eri studente, va bene, quindi i lavoretti che si fa in azienda, a 12 o anni già studente. Ma diciamo, davo una mano quando era possibile, era proprio un'impresa di famiglia. Era un'impresa proprio di famiglia. C'era mio papà, mia mamma col grembiule, che veniva da un'azienda che era la Fro, che ora è stata assorbita da Early Kid, veniva dal mondo della saldatura, no? E mio papà, questa officinetta sotto casa, in quel periodo tra l'altro lavorava per un'azienda che produceva rotelle per i pattini. Mio papà è stato sempre molto ingegnoso, infatti mia moglie adesso dice: ma non mi scrivono Inge Ambrosi Thomas? Io dico non sono ingegnere, sono ingegnoso. Sono ingegnoso, cioè mia moglie dice non sei ingegnere, sei ingegnoso. E ho preso da mio papà, mio papà, che si era inventato diversi modi per poter fare lavorazioni in maniera più veloce, quindi molto smart, e diciamo che questa caratteristica credo di averla adesso, me l'ho portata dietro. Sì, l'ho ereditata, me la sono portata dietro e la cerco di renderla il più possibile, di portarla a valore, a valore, esatto. Quindi nasco lì. Le mie aziende nascono nel mondo della meccanica, dove abbiamo inserito negli anni tanta informatica, e adesso siamo proprio all'apice di questo tipo di approccio. Approccio l'azienda, quindi oggi è un'azienda che fa lavorazioni di precisione, mi raccontavi, quindi lavorate per creare oggetti per tutto il mondo, per varie parti d'Italia. Per tutto il mondo sicuramente, che poi i nostri clienti di riflesso vanno in tutto il mondo. Lavoriamo per aziende
sia del mondo della moda, con oggettistica che va nel mondo della moda, ma in oggetti, in macchine che poi sono distribuite in tutto il mondo a livello anche di automazione, distributori automatici, non so, di medicinali, tutta la parte robotica la produciamo noi a livello di Quindi c'è produzione sempre componentistica. un'interazione tra tecnologia estrema, Assolutamente, innovazione assolutamente. e old economy, perché comunque il metallo, la parte nostra di manifattura. Io dico sempre che può esserci l'intelligenza artificiale, può esserci l'informatizzazione di qualsiasi cosa, ma poi noi le cose le dobbiamo toccare mangiare. Poi se sei bravo a rendere proprio concrete idee di qualcun altro, cioè nel senso che realizzi, fai funzionare. Un'altra cosa che dico sempre è che noi, i miei ragazzi che lavorano in officina, dico sempre, guardate che noi dobbiamo produrre secondo il disegno, perché il disegno tecnico è un contratto, però io voglio che quello che ne scaturisce sia riconoscibile, cioè quello che noi produciamo a parità di qualcun altro deve essere comunque quel pezzo, però io devo vedere che quel pezzo l'abbiamo fatto noi, e molto spesso è capitato che qualcuno ci abbia ritornato dei pezzi non conformi che non erano i nostri. Quindi che devono avere delle caratteristiche vostre uniche. Esatto, che sono, non so, l'approccio, il tipo di sbavatura, eccetera, eccetera. Ma questa è l'azienda da cui di fatto nascono tutte le altre, perché come dicevamo poco fa... Azienda di famiglia. C'è ancora, quindi hai ancora... E in realtà adesso è partecipata da un altro paio, due soci che ovviamente ho portato a bordo per potenziare, perché svilupparla. Come si dice, da soli si fa poco, no? La nostra mentalità è solitamente chiusa, ho dovuto scardinare un po' di concetti e fare in maniera che infatti questo mi interessa. Impresa di famiglia, che difficoltà adesso... Dopo magari parliamo anche delle altre aziende, ma quali sono le cose che sono i vantaggi dell'impresa di famiglia? L'elasticità, l'armonia, certo. Ma ci sono anche dei limiti sull'impresa di famiglia, delle difficoltà. Sì, ecco, io posso dire di non aver incontrato tante delle difficoltà che si sentono oggi. Mio papà mi ha sempre lasciato la libertà di sviluppare, di sbagliare, esatto, che è poi quello che io sto facendo con i miei collaboratori, i miei uomini, le mie donne nelle aziende. E quindi non ho trovato una grande difficoltà nel passaggio generazionale, anche perché è avvenuto in un momento in cui è venuta a mancare mia mamma. Mio papà era un po' di difficoltà, abbastanza naturale. È diventato naturale e mi ha lasciato strada libera anche nella trasformazione, perché abbiamo ribaltato come un calzino, io e il mio socio Diego, che è tuttora con me, non essendo più socio ma comunque lavora ancora con me. Abbiamo ribaltato come un calzino l'azienda, cambiato tecnologie, cambiato clientela, sofferto nell'abbandonare clienti che erano di mio papà al tempo, però di fatto il nuovo modo di approcciare doveva prevedere un cambiamento. Delle scegliere significa rinunciare, esatto, si dice, no? Devi rinunciare a qualcosa se vuoi scegliere qualcos'altro, e non puoi fare qualcosa di nuovo se non cambia approccio. Quindi diciamo che quel piccola storia che mi hai raccontato, che io comunque di imprese di famiglia ne conosco, ho fatto anche il libro sulla genetica del business centenario, la chiave è stata: ti lascio fare, ti lascio autonomia, ti lascio sbagliare. Che spesso io mi trovo che vado nelle aziende dove c'è l'80enne che guida l'azienda, che dice del figlio che ha 55 anni non è venuto su bene, non sei ancora pronto. Non è ancora pronto. Non è ancora pronto. Insomma, no, quindi... io di errori ne ho fatti, non è che sono qua che ti racconto che è andato tutto bene, anzi tuttora a volte si sbaglia ancora. Ti dico, l'azienda di fatto è un'azienda che nasce negli anni 80, nei primi anni 80, ma l'ho rifondata nel 2021 perché c'è stata una scissione, c'è stata una scissione con un socio e quindi ho rifatto una partita IVA di nuovo nel 2021, però conscio del fatto che avevo un know-how e un gruppo di persone che mi hanno seguito, che ci hanno permesso di ripartire in maniera veloce, perché sai, 2020 è successo quello che è successo, l'azienda dove ho portato dentro i soci ha avuto delle difficoltà, siamo arrivati a valere praticamente zero, e per dividersi 0 diviso 2 fa 0 e quindi non è stato difficile, è stato più, diciamo, il ricostruire una credibilità aziendale che adesso è conclamata, perché dopo 2 bilanci, sai ben che le banche e gli istituti ti guardano dopo 2 bilanci, adesso stiamo iniziando a crescere come si Quanti deve. Siete? Oddio, adesso se devo contare il consolidato del
diciamo di gruppo, chiamiamolo gruppo, no? Perché come sai Sì, adesso mi seguo racconti diverse anche delle altre aziende. aziende. Siamo circa una sessantina, Però, quindi una complimenti, sessantina. che responsabilità Complimenti, che ci si insomma. sente addosso con 60 persone da pagare lo stipendio. Ma io sono molto leggero, mi preoccupo relativamente, nel senso che so che ho persone molto valide e quindi non è difficile, non è un peso, ecco, perché sono tutte veramente grandi persone quelle che ho con me. Bello, complimenti. Ascolta, parliamo anche delle altre realtà. Quindi questa è l'azienda di famiglia che fa lavorazioni Sì. di precisione, che è stata È ribaltata. la chioccia. Esatto, e che in qualche modo è stato il tuo laboratorio dove ti sei formato. Esatto, mi sono principale. temprato, poi parleremo anche di fuori. Esatto, Sì, giusto. sì. Esatto, siccome hai 2 o 3 altri business, raccontaci Sì. questi altri business. Allora, diciamo che oggi come oggi sono molto concentrato e sono dedito prevalentemente a un'idea che è nata intorno al 2016-2017 ed è un'azienda, era startup, ora è una PMI innovativa, si chiama Ono Exponential Farming. Ok. Si tratta di un'azienda che si sta occupando di produrre e sviluppare macchine, quindi macchine per la coltivazione indoor. Quindi le coltivazioni verticali, quelle che sono recentemente venute a conoscenza un po' di tutti, quindi coltivazioni in ambienti controllati. Abbiamo realizzato un brevetto che è diventato un brevetto internazionale, ne abbiamo aggiunti altri nel frattempo. E questo consente a noi italiani, alla nostra nazione, anche di essere la prima al mondo ad avere questo tipo di tecnologia da esportare in tutto il mondo. Infatti viaggio molto per la promozione di questa iniziativa. Diciamo che quella mi assorbe il 90% e più delle mie risorse di tempo. E quindi questa è, diciamo, l'azienda sulla quale credo di aver trovato il modo di mettere insieme tutte le competenze che derivano dalla mia esperienza e dai miei errori e dalle conoscenze e dalle persone che ho incontrato negli anni fino ad oggi. Ed è una cosa molto importante, poi magari si dice l'approfondiamo, ma... No, assolutamente poi, mi interessa chi sono i clienti, chi certo, usufruisce di questa tecnologia. Ecco, adesso magari sì, ok. Poi passo all'altra cosa, che è quella che ha fatto nascere questa in realtà, in seno all'azienda Ambrosi, che è quella dove dicevi, no, che c'è l'officina che fa lavorazioni meccaniche. Lì dentro abbiamo incubato una divisione, si chiama Ono Lean Logistic, Lean derivato dal sistema di produzione flessibile. Ono non è un acronimo, ma è riferimento a Taiichi Ono, che è il fondatore del sistema di produzione Toyota. Ed è un ramo d'azienda che è diventato di fatto l'azienda predominante, che si occupa di magazzini automatici modulari. Noi realizziamo macchine che praticamente fanno da warehouse, da magazzino. In realtà non li chiamiamo neanche più magazzini, sono server di produzione che vengono messi all'interno delle linee di produzione. Abbiamo una, non posso citare il nome, comunque nel bergamasco, in un'azienda che produce sistemi frenanti leader mondiale. Importanti. E abbiamo 6 macchine connesse fra di loro che asservono le linee di assemblaggio per il racing, Formula 1, MotoGP, eccetera, eccetera. Abbiamo automazione del magazzino. Automazione del magazzino per portare gli oggetti alle persone, piuttosto che siano le persone a muoversi per andare a cercare gli oggetti. E lì c'è una componente di informatica notevole, perché diciamo la nostra divisione conta 5 persone, 5-6 persone, variano perché abbiamo diversi ragazzi in stage o che arrivano dagli ITS, che fanno la parte meccanica, e una ventina che fanno la parte informatica, fra le quali matematici, ragazzi che fanno sviluppo di intelligenza artificiale, perché poi, come dicevamo prima, l'informatica unita alla cosa fisica è quella che dà il valore aggiunto. Oggi sì, sempre di più. Poi con tutta questa accelerazione che prendiamo con l'intelligenza artificiale, che tra l'altro ho visto che presidiate, quindi... Sì, assolutamente. Abbiamo 3 ragazzi che sono laureati con lode anche in intelligenza artificiale, che stanno lavorando con noi sugli algoritmi di gestione dei movimenti delle macchine, ma anche nelle applicazioni di vertical farming, quelle che citavo prima. Quindi che autoapprendono, quindi l'apparecchiatura L'apparecchiatura, esatto, tramite sistemi di machine learning, quindi la macchina apprende informazioni, poi alla fine l'intelligenza artificiale, se vogliamo, è un qualcosa
che cioè, un nome altisonante, ma in realtà è tanta matematica, tanta statistica e dare in pasto tantissime variabili, tali per cui lì in mezzo, elaborando quelli che vengono chiamati i segnali deboli, si vanno a intercettare quei segnali che sono quelli che poi in realtà fanno la differenza, no? Sai, molto spesso si dice, no, che i piccoli passi portano a rivoluzioni esponenziali, e quindi questa è un po' quello che viene fatto. E l'ultima invece è, diciamo, non nata, perché è un'azienda che ha più di 20 anni, nella quale sono entrato da qualche mese, si chiama AGB Progetti, fondata dal papà di un amico che adesso pian piano si sta ritirando. Lui un genio della parte di forni per trattamenti termici, anche lui grande esperienza in questo, e che mi ha chiesto di subentrare, e quindi ho fatto un'operazione di management buy-in e quindi ho fatto questa operazione che adesso sto portando avanti in un ambito che è vicino al mio dal punto di vista della meccanica, ma dove mi hanno chiesto di portare le esperienze che ho avuto. Non sono operativo in questa azienda, però faccio un po' da consigliere e sto portando avanti un po'. Forni anche... per forni prevalentemente per molle. Io non avrei mai pensato che le molle dovessero essere cotte. Invece le più che cotte, le molle hanno bisogno di essere distese. Diciamo, quando tu vai a creare una molla, di fatto deformi il materiale e crei delle tensioni all'interno del materiale, e per riprendere uno status di non snervamento, comunque uno status di rilassamento del materiale perché risponda e sia, diciamo, e duri tanto tempo, l'effetto della molla ha bisogno di essere riscaldata a una certa temperatura per un certo tempo per far sì che sia precisa. Tieni conto che le macchine che stiamo producendo vengono applicate anche nel mondo biomedicale, vengono applicate nel mondo aerospaziale, e quindi ci sono, diciamo, caratteristiche anche di questo oggetto che sembra stupido, che devono essere perfette. Per esempio uno dei nostri clienti produce quelle siringhe autodosanti per l'insulina, e la regolazione, se la molla sbaglia, ti dà un dosaggio sbagliato, invece deve essere assolutamente precisa. Da piccoli formati anche a formati più grandi di molla, insomma, da molle giganti a micromolle, devono comunque subire un trattamento termico per essere stabilizzate. Ed è molto affascinante. Un mercato internazionale anche in questo caso. Se tu pensi, le molle sono dappertutto. Le molle, è incredibile, sono in qualsiasi cosa, dalla penna al sedile dell'automobile dove ti siedi, agli ammortizzatori di qualsiasi tipo, agli occhiali. Le molle sono veramente dappertutto. E sono un accumulatore di energia, tra l'altro, no? Perché tu la molla caricata rilascia energia. In effetti l'effetto fisico è questo. Mi hai parlato di 4 aziende. 4 aziende, come fai? Cioè, io ne ho una e già faccio fatica. Come fai a gestire 4 aziende? Ci vogliono le persone giuste. Non sono, cioè, nel senso, io era sono preparata e volevamo. Ci vogliono le persone giuste. Non è facile trovare le persone giuste. Diciamo che in questi anni ormai l'età va avanti, ma ho capito come intercettarle, diciamo così. Credo di essere diventato una persona abbastanza attrattiva, no? Nel senso del business, e ho tante persone che mi danno fiducia, sia investitori e sia persone che hanno voglia di venire a lavorare con me. E quindi ho fatto quello che chiamo processo di delega, ho fatto anche una parte di quello che chiamiamo anche noi, che chiamo marketing delle risorse umane. Perché il marketing lo fai per vendere, però è anche per attrarre talenti. Ne abbiamo parlato nel primo podcast, che se hai occasione di vedere, vedrai. E quindi attrarre talenti significa anche ottenere conseguentemente dei costi adeguati e permettere loro di crescere. E come è successo per me nel poter sbagliare, lo sto facendo con loro, e quindi dare la possibilità a fargli esprimere il loro potenziale, quindi trovare la persona giusta e poterli fare esprimere il loro potenziale all'interno di un progetto aziendale. Di un progetto che li deve vedere profondamente coinvolti. Come li scegli? Che hai detto, ho trovato un modo che, se dovessimo condividerlo, se puoi condividerlo. Sì, assolutamente, io sono per la massima condivisione, non sono geloso di nulla di quello che faccio. Perché oggi io visito le aziende, perché io per mestiere, visitando più aziende come consulente, una delle frasi che mi dicono di più è: non riesco a trovare le persone.
ma io so il motivo, perché sono rimasti agganciati al modello, io sono il padrone, tu devi fare delle cose. Le nuove generazioni non gli piacciono più molto, hanno valori di tipo diverso, Certo. hanno bisogno di esprimersi, no? E quindi le aziende che gli danno la possibilità di esprimersi fanno meglio. Ecco perché nasce l'employee branding, nasce tutto sto mondo della sostenibilità, ma non sostenibilità intesa solo come green, ma intesa come felicità. Esattamente, diffusa. che è quella che io ho cercato, ripeto, dal 2021 ho deciso di riprendere in mano la mia vita, di fatto, nonostante cioè, la responsabilità, tu dicevi la responsabilità dei dipendenti, dei collaboratori, ma c'è anche la famiglia. Certo. I dipendenti hanno a loro volta famiglie, quindi i collaboratori hanno a loro volta famiglie, e quindi il peso, se dovessi guardare, sarebbe mastodontico. In realtà, io, come ti dicevo, la prendo con leggerezza. E quello che sto cercando di fare, e mi sta riuscendo pian piano, è il fatto di non dover cercare, ma di essere cercati. Perché è quello che tu crei come sia aspettativa, ma poi anche in realtà, no? Perché puoi anche raccontarla una bella storia, ma poi devi comunque metterla a terra, devi far vedere e devi dimostrare che le cose le fai veramente. E in questo senso qua credo che è diventata diciamo, una spirale positiva, dove io ho innescato le prime condizioni, per cui adesso, per esempio, la prossima settimana a Verona c'è un giorno, si chiama Career Day, in un istituto tecnico, che è uno degli istituti tecnici che ci ha dato più risorse negli ultimi anni, dove non andrò più io, ma vanno i miei ragazzi con un banchetto a raccontare, a far vedere cosa stiamo facendo, e creiamo un'aspettativa. Molto spesso la crescita viene da richieste esterne, oppure collaboriamo con l'Università di Verona, il Dipartimento di Informatica, dove siamo nel comitato che va a decidere, definire, insomma, o dare delle indicazioni su quelli che saranno i corsi di studio interessanti per i prossimi anni. Quindi essere lì automaticamente ti fa stare in pole position, ti fa essere quello che può scegliere, diciamo, la crema della crema. Detto che poi io non sempre voglio per forza i migliori, perché dietro i migliori ci sono tanti che trainati possono diventare i migliori. Quindi questa apertura è quella che ci permette di essere attrattivi e quindi di non avere grossi problemi. Sì, in realtà ti dici, io voglio attrarre le risorse, come voglio attrarre i clienti, che tra l'altro mi fa un po' di orgoglio, perché 13 anni fa parlavo della legge dell'attrazione del brand, quindi il concetto di come dovevamo passare dal vendere al farsi acquistare, quindi diventare attrattivi noi, insomma, e ne ho fatto una scuola. Ma mi piace sentire questa cosa qua, proprio perché comunque fai delle cose, cioè l'apparenza è ok, io rimango ad aspettare che arrivi. No, andate nelle scuole, esatto, mettete il banchetto, crei nuove persone che vadano a parlare dell'esperienza. Questo è fondamentale poi per diventare attrattivo. Ho imparato da un altro da un mio mentore, si chiama Michelangelo Speri, che è un ingegnere veronese, figlio di Omero Speri, che è stato un personaggio, un professore del mio istituto tecnico, che tra l'altro negli anni 70 aveva creato un sistema per fare la fusione fredda, insomma una storia fantastica, un genio del veronese. Ci sono aziende del veronese che si sono basate su di lui per creare le condizioni di ambiente controllato nei cibi che durano tanto tempo. Aziende veronesi, senza fare nomi, che fanno tortellini, insomma, hanno imparato da lui queste cose. Comunque questo mio mentore, che è diventato un grande amico, mi ha sempre detto: Thomas, per muoversi l'uomo deve, anche per fare un passo, di fatto si deve sbilanciare, e automaticamente arriva un movimento che ti permette di rimanere in piedi. La stessa cosa nell'impresa, ti devi un po' sbilanciare. Dicono sempre, non dico fare il passo più lungo sempre della gamba, come sono abituato a fare io purtroppo, ma con magari a volte con delle conseguenze, però lo sbilanciarsi verso le persone, verso nuove iniziative, è la cosa che genera il motto, no? E conseguentemente lo sto insegnando o lo sto spiegando a tutti ai miei collaboratori, e vedo che è diventato un modo di essere. Quel sano rischia, vai un po' oltre. Sì, vai un po' oltre, perché dove arrivano tutti gli altri è inutile star lì, bisogna fare un passettino di più. A me un mio mentore mi aveva fatto scrivere sulla scrivania, ce l'ho ancora, di legno con il pennarello: rischia ogni giorno una brutta figura. Cioè vai un po', in pratica il messaggio di vai un po' oltre questa cosa qua. La prima volta, e adesso sono qui, sono abbastanza naturale davanti a un microfono, davanti alla camera,
Ma la prima volta è stato quando ero consigliere del COSP, Comitato per l'Orientamento Scolastico e Professionale della provincia di Verona, dove mi hanno chiesto di andare a fare uno speech davanti a un evento nel veronese che si chiama Giove Orienta, molto importante per i giovani, nel quale mi sono trovato impacciato. Non c'era tanto pubblico, però ho capito che non ero pronto però lo volevo fare. E una persona che era lì al tavolo con me mi ha visto un po' affranto e mi fa: cosa succede? Gli dico: guarda, ho fatto una brutta figura, non riuscivo a parlare, non spiccicavo parola, delle domande dell'intervistatrice non riuscivo, e mi sono sentito un po' in imbarazzo. Gli dico: guarda che però si sentiva che c'era la passione dietro. Mi ha detto: prova a coltivare questa cosa, non rinunciare. E anche ho fatto un corso di public speaking, perché volevo essere, non volevo più trovarmi in quella situazione lì, l'ho sofferta abbastanza, e da lì pian piano, con l'aiuto di tanti, ho scoperto che in realtà l'ansia di questo tipo non è niente. Parli come... Poi tra l'altro hai fatto anche un TEDx, è possibile? Sì, poi ti è capitato addirittura di dare sul palco l'apice, che non era neanche un palco. Anche quella volta lì è stato bellissimo, perché mi hanno chiesto di partecipare a questo TED a Cortina. Durante la pandemia, la prima volta all'aperto, la prima volta sulle Dolomiti, poi è iniziata la serie dei TEDx di Cortina sulle Dolomiti, e lì ero, diciamo, c'erano tutti fuori classe, c'era addirittura un ex CEO della Apple che tra l'altro lì parlava. L'ansia è ancora più alta. Lì ti dico, cioè, veramente. E infatti mi ero preparato, arrivavo dalle ferie in Sardegna con la mia famiglia, ho preso un aereo, sono tornato, la sera prima abbiamo fatto una prova, mi sono inceppato, è stato veramente drammatico. Poi all'evento, se qualcuno lo andrà a vedere, vedrà che a un certo punto faccio una pausa che sembra una pausa di riflessione, invece non mi ricordavo. Però la preparazione, ecco, arriviamo anche ad un tema a cui tengo molto, la preparazione. Avevo ripetuto talmente tante volte che è scattato un meccanismo. Come ti dicevo, io non faccio mai la stessa cosa, però lì mi è entrato quel meccanismo che mi ha fatto riprendere, e alcuni mi dicono: sembra una pausa di riflessione, invece dico: guarda, veramente in quel momento lì stavo sudando freddo, non mi ricordavo nulla. Ti sei rifocalizzato. Sì. Hai usato più volte la parola preparazione. Sì. Che cosa fai per la tua preparazione? Dato che fuori ci alzano l'asticella sempre di più, ormai dobbiamo fare il salto con l'asta triplo, sì. Che cosa fai per tenerti allenato? Guarda, grazie per questa domanda, perché mi serve per introdurre proprio un tema a cui tengo molto, che è quello della formazione personale, più che della formazione in generale, che è importantissima. Gli imprenditori oggi, ho visto che tu hai una scuola per gli imprenditori, sì, no? Esatto. Ho seguito tanti anni fa la scuola per l'imprenditoria, e al tempo ho incrociato una persona molto nota a noi veneti italiani, che è Sebastiano Zanolli. Sì. Ho incontrato Sebastiano, tuo amico Sebastiano. Sì, sì. Ho incontrato Sebastiano, e Sebastiano mi ha aperto il mondo della lettura e della formazione, l'autoformazione, diciamo così, no? E da quel momento lì ho iniziato a leggere i suoi libri inizialmente, poi ho letto altri libri di diversi formatori, e oggi ho una libreria che quasi è gigantesca, non ci sta, ho i libri in doppia fila praticamente, e sono diventato un acquisitore compulsivo di libri di formazione. E man mano cerco di leggere quelli che ritengo essere quindi leggo molto anche in inglese, quindi ho formato tanto la mia lingua inglese leggendo direttamente in lingua, perché tanti dei testi non si trovano in Italia, o arriveranno tardi, esatto. E lì formazioni, cioè autori come Simon Sinek o come Dory Clark o come Ray Dalio, insomma questi importanti formatori, ma ce ne sono veramente tantissimi. Io cerco di attingere quello che ritengo essere necessario per le mie aziende, e cerco di metterlo in pratica. Quindi studi costantemente. O Carmine Gallo, ancora di più Carmine Gallo mi ha aiutato nel preparare il TEDx, ma l'avevo già letto anni prima, leggendo di Steve Jobs, di cui sono un grande, diciamo, estimatore e follower, diciamo così, per quel che riguarda la parte di ingegneria, la parte di estetica che ha portato nelle aziende.
dell'azienda. E cosa fai per i tuoi uomini, per la loro crescita? Per i miei uomini e donne, giustamente. Sì, uomini e donne, diciamo che siamo un'azienda che sta incorporando diverse figure femminili, perché diciamo anche nella meccanica, dove non è solitamente non c'era, invece noi abbiamo ragazze che lavorano nel marketing, nella meccanica, nell'informatica. E cosa faccio per loro? Per loro intanto do tutto quello che posso io, quindi di fatto, come dicevi, come fai a gestirle? Le gestiscono loro e io sto a supporto, a tenerli e a dargli delle pillole quando appena possibile, quando vedo delle situazioni dove li posso aiutare con quella formazione che ho avuto io. Regalo libri a loro, regalo tanti libri, solitamente quando acquisto un libro non ne acquisto una copia, ne acquisto 3 o 4. E li regalo a loro e li stimolo a leggere, a studiare, e li facciamo partecipare a corsi di formazione, di strategia, quindi li coinvolgiamo in decisioni anche importanti, quindi anche l'ultimo dell'arrivato o quello che può dire la sua, può dire assolutamente la sua. Quindi tu hai comunque dei momenti con loro, quindi comunque hai una metodologia che ti permette di avere dei tempi, nonostante tanti impegni, non tanto strutturata, hai del tempo per cerchi di mettere del tempo per loro. Diciamo che la maggior parte del mio tempo attivo è dedicato a loro. Che poi sono quelli che di fatto espandono la capacità che potevo avere io in minima parte, la espandono in competenze, perché ognuno di noi ovviamente ha caratteristiche innate, no? E ognuno di loro ha caratteristiche. C'è stato un ragazzo che è stato a casa per 1 settimana e mezza e io soffrivo nel non potermi confrontare con lui, perché lui è sempre il mio bastian contrario. Io dico purtroppo, ma in realtà è un bene, ha sempre ragione. E quindi io porto un'idea e lui la sviluppa ed è bravissimo in questo. Famore critico costruttivo è un bene per l'azienda, avere qualcuno perché delle volte ci innamoriamo di un'idea ma ci fa male. Abbiamo parlato di tanti successi, perché hai fatto succedere tante cose, successi anche importanti, economici, intese cose che sono successe comunque, perché noi quando parliamo di successo cerchiamo di togliere un po' dello stereotipo di solo una determinata immagine ci mandano i social del successo. Cerchiamo di parlare di imprenditoria, cioè far succedere dei progetti che ho in mente, e ne hai fatti tante, ne stai facendo tante. Ma anche dicevi prima, tra le righe, ci sono stati dei momenti in cui sei caduto, quindi o che siete caduti. Quindi più che raccontarci, perché siamo pieni di contenuti legati al il successo è figo, a me interessa vedere anche come superiamo i momenti in cui, viva Dio, siamo uomini e possiamo fare, anzi diciamo che l'imprenditore è uno che fa borderline, tra 51 cose giuste e 49 sbagliate, cioè non è che ne fa sempre 1000 giuste, altrimenti i bilanci sarebbero tutti milionari. Non è così. Gli utili alla fine sono sempre qualcosa di quasi effimero ogni tanto, no? Perché l'imprenditore guarda sempre alla crescita dell'azienda e delle volte bruci soldi, delle volte li fai, a volte ne guadagni, a volte ne bruci, e quindi la domanda in sostanza cos'è? Quante cose ho sbagliato? Ne ho sbagliate tante? No, quante, perché magari se te ne vuoi raccontare una, non so, però più che altro come superi i momenti quando ti rendi conto che ti sei infilato su un cul-de-sac, come si potrebbe dire. Allora guarda, ti dico se hai un tuo rituale, non lo so. Il rituale che è quello che già, e questo magari se i miei figli guarderanno questo intervento, magari tornerà utile, o comunque chiunque. Io già quando studiavo mi rendevo conto che c'era qualcosa che non andava, mi ricentravo di fatto, no? Mi cercavo di fare un esame di coscienza, di dire: hai sbagliato questa cosa qua, ricentrati, cerca di recuperare, perché hai sbagliato tu. Non è colpa dell'insegnante, non è colpa del cliente, hai sbagliato tu, perché alla fine questo è, no? E cosa faccio? Allora, ti dico, adesso, avendo un parterre di collaboratori a cui appoggiarmi, chiedo aiuto anche a loro. Quindi do aiuto, ma chiedo anche aiuto.
Ho la fortuna di avere una famiglia e una moglie che è fantastica, perché non mi pone nessun tipo di limite e mi sorregge sempre. Quindi sapere di avere una famiglia, anche il papà, che contano su di te è una forza che ti danno incredibile. E quindi anche tutt'oggi, quando sbaglio qualcosa o quando qualcosa va male, cerco di ricentrarmi e cerco di capire come non perseguire la cattiva strada, no? Quindi il cambiamento e accettare di cambiare. Sì, c'è stato un passaggio interessante di quello che hai detto, è stato hai messo al centro te, cioè nel senso ti assumi la responsabilità sostanzialmente. Sì. Nel bene o nel male, se vanno bene le cose, ok, ho contribuito a farle andare bene, se vanno male, sì, detto ho che non contribuito a farle andare amo male. gli elogi io, però No, ma sì. questo è un passaggio fondamentale, perché molto spesso io mi trovo con degli imprenditori che puntano il dito al governo, a crisi, al socio che non capisce una mazza. Però allora, se il l'hai socio- scelto se tu il il so- socio, il governo magari poi sceglie un altro paese, ma se il gioco vuoi giocare a Monopoli, quelle sono le regole. Sì, Quindi- guarda, io ti dico, sono stato negli Stati Uniti più volte, sono stato in Asia più volte e torno sempre volentieri in Italia a lavorare, perché qui abbiamo il miglior paese del mondo. Maggior paese del mondo, diciamo, abbiamo sì una tassazione importante, se vogliamo guardare a quella, ma ci sono anche dei modi per sfruttare quello che si fa. Ti dico, quello che ho fatto con Non-Exponential Farming, l'avessi fatto negli Stati Uniti, i 2 milioni che ho raccolto al primo round, che sono comunque tanti per l'Italia, Sì, 2 tantissimi. milioni sono veramente Perché- tanti, là li avremmo fumati mezza giornata con 2 consulenti, voglio dire, non è. Quindi qui nell'arco, qui soprattutto nel Veneto, Puoi fare- in un giro di compasso di 50-100 km hai qualsiasi risorsa e a costi adeguati a quello che può essere un progetto come quello che abbiamo messo in piedi noi. Adesso sta scalando e diventerà, io spero, perché la forza che ci stiamo mettendo dentro diventerà, spero, non dico un unicorno, ma qualcosa di veramente importante, perché magari se poi approfondiamo Sì, le assolutamente. implicazioni. Ma di fatto questo è. No, anzi, siamo diciamo subito. siamo in un'osi importante noi qui in Italia. Raccontami un po' subito che allora hai detto che è il business che oggi stai mettendo più focus, energia, Sì. che ha anche probabilmente intrinseco a lui una taglia di opportunità, come si chiama? Più alta. Più alta. Certo. E cosa state facendo? Che cosa ci puoi raccontare di questo progetto? Allora, Che sia condivisibile utile anche per un pubblico di imprenditori, perché poi che ci segue. allora, io ti dico, ho una spinta emotiva notevole in questa impresa, perché sto scoprendo giorno per giorno opportunità che quando l'ho inventata o l'ho messa in piedi neanche pensato. immaginavo. Stranamente o volutamente si chiama exponential farming. Io credo molto nelle aziende esponenziali. E anche lì deriva dagli studi che ho fatto studiando Peter Diamandis o quelle aziende quindi i vari libri Bold, Abundance, tutte queste questioni qua. La spinta deriva dal fatto che, come ti ho accennato prima, ho perso mia mamma per un cancro quando avevo 25 anni e ho preso in mano l'azienda di famiglia. Qualche anno fa purtroppo ho perso anche mia sorella, sempre per un cancro. E oggi mi ritrovo che questa iniziativa, che nasce per il mondo del food, quindi per la produzione di vegetali, il vertical farming, se lo cerchi lo trovi prevalentemente nella produzione di insalate, verdi, cose del genere. Quello che noi abbiamo realizzato con Non-Exponential Farming è diventato un qualcosa di molto interessante per la ricerca medica. Quindi soprattutto per quelle patologie come il cancro o quelle patologie che sono patologie rare, dove generalmente l'industria farmaceutica non investe perché servono reattori o sistemi di produzione molto costosi, che per loro, ahimè, è business, non ne vale la pena, no? E invece ho scoperto, girando il mondo, incrociando persone, che quello che abbiamo realizzato è di fatto un laboratorio su scala industriale. Oggi la ricerca scientifica, per quel che riguarda
per quel che riguarda molecole di interesse farmaceutico e anticancro o anti-HIV o le stesse che sono state utilizzate per il Covid e altri virus, vengono realizzate in piccoli laboratori dove lo scienziato lavora con strumenti basici. Uno strumento basico è la pianta. La pianta è un qualcosa che della naturale natura, laboratorio scientifico. la pianta è sulla terra da molto più tempo di noi. Sì. Oggi per realizzare tante delle medicine vengono utilizzati sistemi che si basano sull'utilizzo di enzimi animali o enzimi umani o dall'uovo, no? E gli scienziati mi spiegano che questi sistemi di costruzione che vengono realizzati all'interno di reattori, di reattori fatti, diciamo, dall'uomo, no? Che costano un sacco di soldi, che sono quelli che abbattono l'opportunità per la maggior parte delle persone, montano le molecole peggio di una pianta. Cioè la pianta ha una tecnologia molto più... Se ci pensi, le piante non si ammalano, vengono aggredite da parassiti o da altre cose, ma le piante generalmente non si ammalano. Molto più forti, sono molto più forti, sono più strutturate, sono più specializzate, sono molto... infatti se la razza umana è una, di piante ce ne sono veramente tantissime, no? E quindi c'è una pianta in particolare, si chiama Nicotiana bentamiana, che viene utilizzata nei laboratori per far proliferare esponenzialmente le molecole, e torna il tema dell'esponenzialità, no? E quindi i nostri sistemi sono e non lo puoi fare in campo, non lo puoi fare in serra, perché ovviamente quello che c'è fuori può danneggiare le condizioni, devi dare pesticidi, quindi la sostenibilità anche relativa a quello. E quindi le macchine che abbiamo fatto noi, abbiamo scoperto nell'ultimo anno che sono lo strumento ideale per produrre molecole di qualsiasi tipo proliferate dentro le piante, dove la tecnologia non è il bioreattore, ma la tecnologia è la pianta. E quindi proliferare il numero di piante in ambiente controllato, come possiamo fare solo noi, è diventata un qualcosa di veramente interessante, anche per andare a combattere quelle malattie che, come dicevo prima, non sono appetibili per tante case. Ma le apparecchiature che fate, i sistemi che fate sono solo per laboratori o no, al contrario. Di fatto hanno un'applicazione, al quindi contrario. è anche al contrario. Orizzontale come proposta? È una proposta che permette di scalare in qualsiasi posto del mondo. Noi diciamo sempre che il vertical farming che facciamo noi permette a chiunque di produrre qualsiasi cosa dovunque nel mondo. Ok? Perché lo puoi posizionare nel tra l'altro con energia elettrica, sì, neanche lavorando da rinnovabili, parte da rinnovabili, quindi si riescono a volendo e con notevole risparmio energetico rispetto al vertical farm, come sono note, che chiamiamo giurassiche. Le altre, diciamo, ovviamente il marketing deve entrare anche lì, e quindi l'opportunità di fare cibo, ma anche, ripeto, piante per permettere di guarire patologie, tant'è che lo human science, cioè il tema centrale oggi, uno dei megatrend, è quello di studiare il nostro DNA, le nostre caratteristiche singole personali, e andare ad agire su quelle caratteristiche specifiche che, come dicevamo prima, sono uniche di ognuno di noi. Vi ho detto che all'inizio solo per il curriculum ci voleva tutto il podcast, quindi è importante. Torniamo un attimo all'aspetto imprenditoriale, anche se questa cosa mi affascina da matti, poi nel backstage devi spiegare meglio un po' di cose. Per te c'è una parola che un po' abbiamo in comune noi, Accademia del Valore, io ho scritto libri sul valore, eccetera, però l'ho vista anche presente in alcuni materiali di comunicazione vostra, eccetera. Per te cosa significa creare valore in tutte le cose, in tutti i sensi, perché in realtà volevo dire verso i clienti, però in realtà in tutti i sensi? Ma guarda, il valore solitamente è visto dal punto di vista finanziario, economico-finanziario, no? Ed è importante che ci sia. Io dico sempre che un'azienda che richiama la sostenibilità, prima cosa deve essere lei autosostenuta, perché altrimenti se non un'azienda etica, se vuole avere un impatto etico sul mercato, deve fare utili. Io perché sento può parlare, altrimenti esatto, cioè, non è che puoi fare bene. Se va in perdita non è eticamente corretta, è difficile per tutti. Esattamente. Qualcuno ci rimette sempre, no? Quindi il lavoro dell'imprenditore è quello di riuscire a combinare determinate cose. In particolare per me il valore è la crescita di valore di un'impresa.
con i suoi asset. Con i suoi asset, con i brevetti, con le persone. Le persone sono l'asset più importante che può avere un'impresa, una macchina, un'azienda completamente automatizzata. Nel momento in cui cambia un trend o c'è un entrante, lo chiamano, no? Una tecnologia disruptive che entra e che annulla l'azienda muore. In realtà le aziende vanno tenute vive. Io dico sempre che uno dei valori nostri è quello di continuare ad innovare. Innovare vuol dire anche eventualmente brevettare, se ne vale la pena. E io dico sempre che i brevetti non servono, almeno a noi, tanto per proteggerci ma servono per dimostrare la vitalità dell'azienda, ed è un valore il fatto che l'azienda sia vitale, non tanto solamente il brevetto. Vuol dire un concetto di innovazione continua, non innovo quando c'ho il problema, quindi innovo perché ci credo, io dico, e so che voglio essere avanti, perché spesso quando innovi, quando c'è il problema, è già tardi. È già tardi. Bisogna innovare quando, come per le relazioni, che è un altro tema importante che io ritengo essere correntemente nella mia vita, il networking, il fatto di conoscere tante persone. Bisogna incontrare e conoscere le persone quando non ne hai bisogno. Perché se tu le conosci quando ne hai di bisogno, ovviamente devi pagare, no? Sì, Nel senso, ma ti metti in una posizione di scarsità, e chiaramente quindi... Esatto, ma non è tanto una cosa di cinismo o di opportunità. Essere aperti a conoscere chiunque e a condividere con gli altri. Prima mi dici, se puoi, posso, assolutamente, voglio condividere, perché posso dare opportunità ad altri che magari un giorno daranno un'opportunità a me, no? Questo è un po' il mio modo di essere degli ultimi anni. Ho capito questo e ho capito che alla fine tu dai 10, ti ritorna 100, perché se dai in modo incondizionato. Se qualcuno mi segue da un po' di tempo, se noi ci abituiamo a sganciarci da sempre, do perché dopo avrò, ma invece do perché voglio dare, voglio donare anche me stesso, o voglio restituire, esatto, anche per restituire, spesso ci torna amplificato questa cosa qua. Ma non è, cioè, anche lì non si deve avere l'aspettativa di ricevere di ritorno, no? Esatto. E quindi se non è l'aspettativa, quando arriva è una cosa bella, ci sorridi, è tutto un dono, e lo prendi comunque come un dono. In realtà, se i passi sono stati quelli corretti, deriva da azioni che hai fatto molto tempo prima magari, e che oggi ti ritrovi diciamo con gli interessi, come se fosse un conto in banca, no? Quindi il valore cresce, no? Sì. Cresce in funzione anche di questo tipo di approccio alla vita che dovremmo cercare di avere tutti. Dopo, ripeto, io non è che sono l'uomo perfetto, no, ma tutti noi, a volte capita anche a me di sbagliare il modo di parlare, perché spesso entra nella nostra parte egoica, ecco, più che la nostra parte, diciamo, un po' più spirituale, che è quella di... Giusto per citarti un altro libro che sto leggendo, trovato in una libreria a New York poco tempo fa, passando per caso sono entrato, io compro. Quindi caso non esiste. Che ti ha chiamato il libro. Ego is the enemy, cioè l'ego è il nemico. Questa cosa qua, stai leggendo, cavolo, è vero, ha ragione. Poi nei libri trovi delle ovvietà molto spesso scritte, che le leggi se arrivano al momento giusto ti aprono i due alla testa, e come facessero, come diceva Wayne Dyer, quando superi dei cancelli mentali, quando torni indietro non riesci più a tornare alla persona che eri prima, perché sei evoluto. Ci sono dei libri che ti fanno fare un'evoluzione. Come scegli i tuoi uomini, diciamo la cerchia discreta, se c'è, che chiamano i cerchi magici, queste cose qua che sono, no, nel senso, le persone veramente di fiducia, hai qualcuno? Sicuramente ne hai. Sì. Guarda, io vivo a pelle la situazione. Se la pancia mi gira male, tendo ad allontanare le persone negative che io intorno. Ho la fortuna di avere solo persone positive. Okay. Persone positive con i loro pregi e difetti come li ho io, con le quali magari mi trovo anche a volte a dibattere, anche a volte in maniera forte.
Ma ripeto, non è che loro scelgono, che io scelgo loro, sono anche loro che scelgono me. Quando faccio dei colloqui o vado nelle scuole, vado a raccontare ai ragazzi un po' quello che si fa, anche per caricarli, perché i giovani di oggi hanno bisogno di essere caricati, di capire i potenziali. Io ho la fortuna di aver viaggiato, di poter viaggiare, e vedo cosa c'è fuori, e dico, fuori c'è un'opportunità incredibile. Tra l'altro per noi, anche per italiani, per noi italiani, per noi. un approccio. È per quello che non vedo l'ora di tornare a casa a raccontare ai miei cosa ho visto fuori. Adesso, se riusciamo a fare una cosa, ripeto, negli Stati Uniti, prima di andare io manderò loro a mettere i piedi sul campo, a vedere di cosa si tratta, no? E quindi quando vado nelle scuole e racconto ai ragazzi che mi hanno chiamato il professore sbagliato, no, hashtag professore sbagliato, dico sempre, guardate che quando andate a fare un colloquio non è che dovete farvi vedere per essere scelti. Molto spesso siete voi che dovete scegliere l'azienda, cioè se l'imprenditore che avete di fronte non vi piace, vi gira la pancia, non è l'ambiente, prima studiate prima di arrivare, cercate di capire, preparatevi, però siete voi che dovete capire se è il posto per voi, non tanto lui che vi scelga, perché lui non sa chi siete. Siete voi che sapete cosa volete fare, e quindi questo è un modo che uso anch'io quando vengono i ragazzi a fare dei colloqui o facciamo non facciamo selezioni in realtà. Cerchiamo di ascoltare loro e di raccontarci noi, più che cioè di ascoltare le loro obiezioni o le loro idee di opportunità. Quindi diciamo, se ci dovesse essere un segreto, è quello che in qualche modo tu ti esponi per quello che sei e dovresti attrarre le persone che pensano di poterti dare un contributo. Certo, la trasparenza. Dopo là si lavora assieme e si vede subito, eventualmente. Poi potrà anche capitare che avrai selezionato qualcuno che non è andato a buon fine. Poi capita. Però diciamo che comunque questo non ti pregiudica il fatto di dire: io comunque voglio andare oltre, voglio andare avanti, voglio espormi. Se tu hai un risultato che su 109, su 190 vanno bene, voglio dire, l'algoritmo funziona, non è che puoi pensare al 100%. Esatto. E abbiamo parlato un po' di famiglia, ma adesso ci arriviamo un attimo. Ma per il tuo equilibrio vita privata e lavoro, riesci a tirar fuori del tempo per te o lavori tantissimo? Come sei riuscito a muoverti? Perché noi siamo un po' fautori che delle volte per avere una buona idea non bisogna solo lavorare un'ora in più, ma magari una in meno certo. E prendersi del tempo per pensare, perché delle volte pensare ti porta a lavorare sull'azienda e non dentro l'azienda. Mi sono trovato a fare delle invenzioni che poi ho brevettato in sauna. Voglio dire, no, per esempio, oppure nei momenti in cui riesco a rilassare al massimo, diciamo, il mio corpo, la mia testa, entrano automaticamente delle iniezioni, non so di cosa, che mi fanno trovare soluzioni a cose che sotto pressione non vedo. L'equilibrio mio, io ti dico, sì, lavoro di fatto praticamente H24, ma in realtà qualche giorno ho preso un po' di colore, no? Perché mi sono messo a leggere in giardino, mi dico: tu hai ferie, fai le ferie. No, non faccio ferie, sono in giardino, uso il sole, cioè già è lì, mi aiuta, e quindi mi ritempro finché leggo, faccio questo. Quindi cerco di ritagliarmi dei momenti, non so, abitualmente vado con mio zio una volta a settimana a bermi un cappuccino al mattino, mi dedico a quella cosa lì per fare 2 chiacchiere con lui o con mio papà quando viene a trovarmi. E quindi cerco di ritagliarmi anche nel giorno momenti in cui sono con me stesso. Fai anche qualcosa di fisico? No, in realtà dovrei farlo. Sono riuscito a perdere un po' di peso nell'ultimo periodo, perché ho capito che anche lì mi sono ricentrato, ho detto qua non sto andando nella direzione giusta. Dovrei fare un po' di movimento fisico. Purtroppo problemi che ho alla schiena non mi permettono di fare più di tanto movimento. Però so che aiuta molto. Più che altro trovo momenti di tranquillità mia personale, solamente per esempio in auto, musica, radio, già musica. Questo ti fa quello staccare. mi fa staccare e mi fa recuperare energia. Molto figo. Facciamo un giochino: sopravvalutato e sottovalutato. Secondo te la formazione per la nostra imprenditoria è sottovalutata o è sopravvalutata? Allora, la formazione
per Allora, l'imprenditoria in generale, per i colleghi che vedi? io cerco sono qui anche per parlare ai colleghi, per parlare agli imprenditori, i veneti, italiani, eccetera, del fatto che la formazione è fondamentale. È fondamentale. Io ho trovato un modo di farmela da solo, un po' in generale, ma comunque partecipo a corsi. Adesso andrò a Milano a un evento di performance strategies dove c'è Buffa che parla, eccetera. Cerco di partecipare ad eventi in cui posso ottenere e arricchirmi. La formazione è sottovalutata, nel senso che a volte si crede che da soli si riesca a fare, ma a volte basta una parola e si risolvono problemi. Sono stato, non posso citarlo, da un imprenditore a Milano che ha fatto un evento e mi sono portato a casa 50.000 euro di effetto, no? Ho speso quei 300-400 euro del biglietto per entrare a fare una giornata con in mezzo a 200 persone, e lì ha dato una dritta che ma se la applico da me, ho recuperato 50.000 euro. Va sempre a ROI la formazione, sempre a ROI, la formazione abbondantemente. il ritorno di investimento in formazione è come in libri, è esponenziale, e quindi stimolo, o voglio comunque dire agli imprenditori che oggi si chiudono in ufficio, non ho tempo, non ho tempo di fare. Io ho guadagnato magari 1 milione, lo metto in NFT, ma aspetta un attimo, se lo investi forse ti dà un interesse composito una parte di questi soldi, sì, cioè dà un ROI più alto, rispetto alto. Che prodotti finanziari. Sì. Ecco, io non inseguo la parte puramente economica, ecco. Quindi tornando al valore, non inseguo solo il valore economico, inseguo un valore, diciamo, generale di aumento del rendimento generale di tutte le attività che cerco di fare. Sì, che provo a tradurre, vuoi fare un impatto Voglio avere un impatto. sul voglio mondo, voglio fortemente avere un impatto. E la parte marketing è sottovalutata o è sopravvalutata anche qua sulle nostre imprese? Allora, la parte marketing, diciamo, ormai il termine marketing, un po' come AI, cioè è sovra utilizzato, come la parola resilienza, come tante cose, no? È diventato che ha meno valore. Non tanti sanno cosa vuol dire fare marketing, non tanti purtroppo lo reputano un modo per fare pubblicità o di lavorare sui social o di... Ecco, il marketing è qualcosa di oggi un po' più completo e complesso da gestire. Non ti basta avere 2 persone che ti fanno il marketing lo fa tutta l'azienda, lo fanno tutte le persone. Il marketing parte dall'idea del prodotto. Il marketing lo fa, per esempio, ti dico, lo fa una persona che in azienda da noi vede una cartina per terra, la raccoglie, se lì c'è un cliente che lo vede, è marketing anche come quello che imballa bene un prodotto quando gli arriva un cliente, cioè che cura il particolare. Esattamente, cioè, tutti gli aspetti aziendali fanno marketing, e quindi il marketing dovrebbe essere qualcosa di pervasivo, è diciamo, come l'avevi chiamato, sottovalutato, è sopravvalutato a livello di termine come parola, perché sembra che lo faccia chiunque. Non è conosciuto, non è conosciuto, andrebbe fatta una formazione adeguata anche su quello, perché il marketing non è fare la pubblicità, il marketing è gestire l'azienda in maniera tale che ogni persona dell'azienda crei valore e che lo faccia percepire a chi poi diventa il fruitore di quello che produce l'azienda o del servizio che dà l'azienda. Abbiamo parlato già un po' di questo, secondo me lo stile si capisce tuo di condurre l'azienda, ma sulla cura del benessere delle persone che sono a fianco a te, dei tuoi collaboratori, stai lavorando, ci credi? Anche in questo caso, sopravvalutata o sottovalutata? Perché adesso c'è la tendenza al welfare, ma comunque al concetto di sostenibilità allargato, perché anche lì la parola sostenibilità spesso ti fa venire in mente solo la parte green o energetica, ma in realtà è comunque energetica anche per le persone, se ci pensi, no? Cioè, se le persone hanno energia, occupa un'energia o meglio un'energia diversa. L'energia, no, anche lì energetica non è solo le rinnovabili, anche le persone sono rinnovabili. Se dai il tempo a una persona di prendersi cura di se stessa, come parlavamo prima, non solo l'imprenditore ha bisogno dei suoi momenti
per mettere a ROI o per mettere a ritorno di investimento il suo tempo. Anche le persone, cioè, ogni persona può essere un piccolo imprenditore. Io li vedo i miei ragazzi, le mie ragazze le vedo comunque come persone che sono artefici del loro futuro, non tanto del futuro della mia azienda, no? E di riflesso diventa un qualcosa di... Io ho imparato una volta, avendo frequentato il QA, ho avuto come docente Andrea Di Lenna. E un giorno ci ha raccontato che comunque lo dico, no? La sua esperienza è stata quella che si nervosiva quando vedeva uno dei suoi collaboratori arrivare in ritardo nonostante avesse un orario definito, e a un certo punto gli ha detto: ma scusa, ma perché continui ad arrivare in ritardo? Perché io ho il piacere di portare mia figlia al posto di mia moglie ogni tanto a scuola, così la vedo, l'accompagno e quindi arrivo dopo, ma comunque gli dicevo, lavoro comunque durante il giorno. E questa cosa ha fatto scattare in lui, ma anche in me, di riflesso, la domanda nel dire: ma è necessario che le persone lavorino dalle alle? Sì, cioè, certi lavori... Gli compro il tempo, compro il tempo o compro... Allora, a seconda del lavoro, se è un informatico, se è una persona che lavora su una macchina utensile, se l'accende 10 minuti prima e va via 10 minuti dopo non cambia niente. Ovvio che dall'altra parte dobbiamo intercettare anche lì quelle persone che non se ne approfittano, che abbiano responsabilità, che non se ne approfittino. Però il dare la libertà, per esempio, a questa persona di accompagnare la figlia a scuola, gli crea un senso di benessere perché io l'ho vissuta su di me, purtroppo ho perso, diciamo, buona parte dell'infanzia dei miei bambini, dei miei ragazzi, adesso uno di 18 anni, perché ero dedicato più però sono cambiato, troppo tardi magari, ma sono cambiato. Quindi il fatto di avere la possibilità di fare questo tipo di attività ti crea nelle persone un senso, secondo me, e lo succede anche a me, di benessere. E quando poi vai a lavorare o comunque devi concentrarti su un qualcosa di lavoro che occupa la maggior parte della nostra vita, lo fai in maniera più serena, e conseguentemente questo sto facendo per i miei, cioè se uno vuole rimanere a casa, flessibilità, disponibilità, ascolto. Non mi oppongo mai a esigenze di tipo personale, dove riconosco una necessità per il benessere delle persone. Molto bello. Siamo alle battute finali, è già passato un'ora è volata, quindi ero sicuro di questo. C'ho le 2 domandone finali, quindi dove ti vedi fra 5-10 anni? Se lo sai. Un po' di 5-10 anni in pensione, no? No, pensione. Io vado fuori dall'azienda con le gambe in avanti, quindi mi sa che siamo in molti. No, allora dove mi vedo fra 5-10 anni non lo so. Sicuramente credo molto al percorso che stiamo facendo come azienda e aziende, tutte hanno tutte un potenziale notevole da esprimere. Mi vorrei vedere ancora a divertirmi come mi sto divertendo adesso. Questo è quello che penso che succederà, perché insomma ho cambiato la mia vita negli ultimi anni, ho cambiato approccio, ho cambiato modo di essere, non sono più un topo d'officina con le mani sporche che lavora solamente davanti lavora al sull'azienda, CNC. non dentro l'azienda. Esatto, e quindi mi vedo ancora felice. Questo... Molto bello, arriva tutta l'energia che hai e ti ringrazio. Grazie. Perché è comunque arricchente anche per me avere questi contributi da persone come voi che stanno facendo succedere delle cose. Adesso, se tu dovessi vedere un te più giovane, un giovane imprenditore che parte, che consiglio daresti a un nuovo giovane imprenditore come lo eri tu? Qual è quella unica cosa su cui sarebbe bene focalizzarsi? Il network. Ok. Il network. Lo dico così diretto perché ne sono convinto. Il fatto di riuscire a, ovviamente, ritagliarsi del tempo per frequentare eventi che non devono per forza essere mondani, devono frequentare eventi, frequentare persone, conoscere, come dicevo prima, persone quando non ne hai di bisogno. Ai ragazzi a scuola dico sempre: ricordatevi che i vostri compagni, quelli con cui avete frequentato 4, 5, 3 anni a livello di scuole superiori o anche all'università, sono quelli che poi quando vi lascerete faranno percorsi diversi, quindi uno potrà diventare medico, o un amico che è diventato responsabile della Intel a Dublino, mantenere le relazioni, sempre la ricchezza. Esatto, e quando tirerete sul telefono sicuramente avrete
una risposta o un aiuto disinteressato, perché vi siete conosciuti già da tanto tempo, e questa cosa qua secondo me è la chiave che può cambiare il modo di essere, quindi conseguentemente viaggiare, per quanto si può, andare a conoscere, e questa è la chiave che trovo avermi cambiato, quindi frequentare eventi, scuole di formazione, insomma non sono mai investimenti buttati, hanno, come dicevi tu, un ritorno incredibile. Questo è il consiglio che mi sento di dare ai giovani. Non abbiamo citato la tua famiglia, o forse leggermente, hai 2 figli? Ho 2 figli, ho figli? Una moglie fantastica, ho 2 figli. Che è già dire una moglie in questi tempi? Che una, non dico, cioè, non farmi fare battute, ma va benissimo una. Va bene così. Anche perché ho trovato un equilibrio, un super equilibrio a casa, e ho 2 figli che stanno crescendo con delle difficoltà legate all'età, legate al loro modo di essere, al loro modo di essere. Maschio e femmina? Maschio e femmina. Il maschio ha appena fatto 18 anni, la femmina ne fa 18 l'anno prossimo. Quindi più o meno sono vicini e non si perde tempo. Ti dico io che io ne ho fatti 2 gemelli, maschio e femmina, quindi con i soldi di un ginecologo ne ho presi 2, ho fatto il massimo. Quindi Thomas, esatto. Grazie veramente, questa è stata un'ora bellissima. Grazie, è stato piacevole. Amici, se vi è piaciuto questo video, come sempre mettete like e soprattutto iscrivetevi al canale. Noi stiamo cercando di far crescere questo canale di imprenditoria, dove condividiamo storie, idee, punti di vista che ci possono arricchire. Grazie Thomas per il tuo contributo. Grazie. E a tutti alla prossima. Grazie. Ciao.